Sgomberato il silos di Trieste, la struttura è stata chiusa e tutto è pronto per trasferire i migranti in altre zone della regione e d'Italia. La trattativa per la vendita del silos di Trieste è già in fase avanzata, è solo questione di tempo. Ecco quanto emerge il giorno della chiusura del silos. E chiuso il capitolo, intorno al silos se ne apre un altro. Approvata la delibera in giunta comunale per la riqualificazione di via Flavio Gioia, in arrivo parcheggi per auto e taxi. A Trieste la maggioranza in comune va sotto, con i voti la delibera sull'asilo di Roiano non passa i nodi principali su salari e contratti. Presentato il convegno sull'intelligenza artificiale applicata alla sanità che si svolgerà a fine giugno a Villa Manin, il governatore Fedriga, la regione in prima linea. Dalla lirica alla nuova stagione sinfonica al balletto, presentato questo pomeriggio il cartellone della nuova stagione del Teatro Verdi di Trieste. Il 21 di giugno è la giornata mondiale dello yoga, anche a Trieste in Villa Revoltella, grazie all'Unione Sportiva ACLI, si sono succedute lezioni per far scoprire uno stile di vita. Buonasera, bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4, ampia giornata, la giornata dedicata ampiamente al silos di Trieste, chiuso oggi il rudere che di fatto chiude anche un capitolo della storia triestina. I migranti sono pronti per essere trasferiti appunto nelle nuove zone di accoglienza. Vediamo. Il silos è stato sgomberato, la struttura di via Flavio Gioia è vuota e sono già iniziati i lavori per alzare la rete metallica al fine di impedire d'ora in poi qualsiasi accesso. Di fatto si chiude un'epoca, tutti si augurano che questa triste e lunga pagina di cronaca triestina rimanga solamente un ricordo. Le operazioni che hanno dato seguito all'ordinanza firmata dal sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sono iniziate alle 8 di questa mattina e si sono concluse in poche ore. Nessuna resistenza dei migranti, nessuna tensione. Sul posto la polizia con il reparto celere di Padova, la Polfer, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Protezione Civile e il personale di Coop Alleanza 3.0, proprietaria del silos. Dietro l'edificio i gazebo allestiti dalla Questura e Asugi per i controlli di identificazione e sanitari. Presenti anche gli operatori di varie associazioni, Linea d'Ombra, ICS, Caritas, c'erano anche gli interpreti per aiutare con la comunicazione. A tutti i migranti presenti questa mattina dentro la fatiscente struttura sono stati consegnati anche cibo e acqua. Sono 18 i migranti irregolari che erano presenti nel silos, che in tutto ospitava circa un centinaio di persone. Sono stati invitati a regolarizzare la propria posizione in questura, faranno richiesta di asilo. Gli altri migranti sono risultati in regola, gli è stato consegnato un braccialetto identificativo e hanno potuto accedere ai controlli sanitari. Tutte le persone sono risultate in buone condizioni di salute. Organizzato subito il trasporto tramite pullman e furgoni verso altri siti di accoglienza, come il campo scout di Prosecco e altre destinazioni in tutto il Friuli Venezia Giulia, ma si deve mettere in moto subito anche la macchina dei trasferimenti per portare alcuni di questi migranti in altre regioni d'Italia. La polizia locale, già dal primo mattino, aveva provveduto alla chiusura della via di accesso al silos per permettere che tutte le operazioni avvenissero senza intoppi. E sono già in fase avanzata le trattative per vendere il silos di Trieste. Sentiamo. Siamo in una fase avanzata di trattative, non abbiamo ancora chiuso, però siamo in una fase avanzata di trattative. Coop Alleanza 3.0 ha già gli acquirenti alla porta, il silos sta per essere venduto e le trattative sono in fase avanzata. È il tassello che mancava, la notizia che apre gli scenari futuri, perché il problema è tutto lì. Il vincolo delle belle arti impedisce in questo momento di abbattere la struttura. Chi subentra ha evidentemente idee chiare sul da farsi, ristrutturazione? Forse. E poi quale sarà la destinazione del fatiscente silos? Intanto, ripetuto come leitmotiv, anche i referenti di Coop Alleanza 3.0 avvertono: quello di oggi non chiamatelo sgombero. Una situazione di normalità, perché la normalità era avere persone dentro un immobile pericolante a rischio crollo e senza nessun tipo di servizio igienico, per cui finalmente ripristiniamo una normalità che sta dentro le leggi internazionali, la Costituzione e le leggi dello Stato, quindi questi richiedenti asilo andranno in posti idonei a supportare il percorso, quindi non parlerei assolutamente di sgombero. Come vedete l'operazione, grazie anche a un impegno straordinario delle forze dell'ordine e a una
una costruzione molto puntuale dell'operazione, si sta svolgendo nella massima tranquillità, quindi non parlerei di sgombero, parlerei di ripristino della legalità. Il futuro della struttura poi bisognerà anche capire, perché ci sono una serie di vincoli, insomma non è che può essere banalmente buttata giù, per dire. No, la struttura è vincolata dalle belle arti, considerate che qua c'era un progetto di ristrutturazione che è stato presentato 15 anni fa in comune, quindi sta andando avanti l'iter. Noi in questo momento stiamo ragionando sulla vendita della struttura perché non rientra più nei piani strategici di Coop Alleanza. Una lunga pagina dedicata al Silos di Trieste. Dicevamo anche Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, a margine di un incontro, si è espresso sull'operazione di oggi. Ecco. Mi sembra che sia una situazione che si è andata a risolvere dopo tanti anni. Diverse amministrazioni di diverse colori politico che sono succedute non mai risolto, oggi si risolve con la messa in sicurezza del luogo, con il trasferimento delle persone che erano lì presenti in altre regioni, con l'individuazione di una nuova area che possa dare una garanzia di dignità e anche di ordine all'interno del tessuto cittadino. Quindi devo fare i complimenti ovviamente alla Prefettura, al Ministero degli Interni, a tutte le persone che hanno operato per raggiungere questo obiettivo. Anche Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, era presente alle operazioni di chiusura del Silos questa mattina. Ecco le sue parole. Gianfranco Schiavone, è partita la chiusura del Silos proprio oggi, un punto sanità con i migranti che erano per così dire ospiti nella fatiscente struttura, e poi insomma si vedrà il futuro con i vari trasferimenti e soprattutto i presidi di primo soccorso che ci devono essere in tutta la regione. Sì, oggi, come ho sempre detto, il problema non è oggi, mi sembra che le operazioni si svolgono nella massima tranquillità. Il problema è la prospettiva e non la prospettiva delle persone che sono qui, che verranno trasferite, come sono state trasferite migliaia di persone in questi anni. Il problema è che faccio fatica ancora a vedere un quadro, ecco, dietro questo, perché teniamo sempre presente che da quando la struttura chiude, ammesso che chiuda, insomma, ammesso che possa veramente chiudersi, due problemi rimangono irrisolti. Uno totalmente, e cioè quello di un minimo punto d'appoggio per coloro che sono in transito. Questa città rifiuta di affrontare questo problema da 10 anni e sono il 70%, 70-80% delle persone che arrivano a Trieste, come abbiamo sempre fatto notare, insomma, da tutti i rapporti. La 2 è l'effettiva funzionamento del meccanismo di prima accoglienza e trasferimento dei richiedenti asilo, che al momento vi era assicurato in maniera piuttosto così, diciamo, un po' casareccia, ecco, diciamo, nell'attuale struttura dell'ostello, che tutto può essere, però ecco, dopo anni, diciamo, di degrado istituzionale, no? Avere qualche, come dire, legittima preoccupazione mi sembra più il minimo che si possa avere. Massima dovrà essere la vigilanza sul futuro da domani mattina. Ecco. E con una delibera approvata in giunta comunale, il Comune di Trieste intende avviare i lavori di riqualificazione di via Flavio Gioia, quindi appunto dove sorge il Silos, parcheggi per taxi e per auto private per dare nuovi servizi e un rinnovato volto alla zona. Vediamo. La delibera direi molto importante che approderà in aula lunedì prossimo prevede per la via Flavio Gioia un cambiamento, ovvero un uso pubblico di quell'area che rimarrà quindi aperta al pubblico, sarà un'area che verrà riqualificata a cura di Ferrovie dello Stato, poi sarà il Comune a farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria successivamente. Scatta subito il dopo Silos. Con una delibera approvata in giunta il Comune di Trieste punta alla riqualificazione di via Flavio Gioia, rendendola fruibile a tutti tramite nuovi parcheggi, ma non solo, un'operazione che vede in prima linea anche le Ferrovie dello Stato. La zona tristemente famosa per il suo degrado avrà un nuovo volto. Ma ciò che è importante è che è stato condiviso con Ferrovie il progetto di riqualificazione che vedrà quindi dei parcheggi a rotazione con i primi 15 minuti gratuiti in modo tale proprio da accedere alla stazione dei treni, quindi una ventina di parcheggi a rotazione e pubblici, oltre a 2 corsie, quindi circa una quindicina di posti taxi, quindi sposteremo la fermata dei taxi da dove si trova in via di Miramare direttamente in via Flavio Gioia, in modo da agevolare anche i tassisti nella loro attività lavorativa, che tra l'altro poi era anche una richiesta portata avanti da tempo. In questo modo andiamo a rendere un'area sicuramente più bella, manutenuta, ma soprattutto più fruibile sia dall'utenza che dai tassisti.
Guardiamo ora le prossime immagini, un'altissima colonna di fumo a Ronchi dei Legionari, un incendio divampato in un capannone industriale nel pomeriggio di oggi, poco distante proprio dall'aeroporto di Ronchi, nella zona industriale. Si tratterebbe di un'azienda di carpenteria e una grossa colonna di fumo, come si evince da queste immagini girate col cellulare giunte alla nostra redazione. Insomma, si vede a distanza si può vedere a distanza di molti chilometri. È successo nel pomeriggio, alcune testimonianze parlano di almeno 3 esplosioni. Naturalmente maggiori informazioni nel corso di questa stessa edizione, se giungono informazioni in più, o comunque anche nelle prossime ore. Ancora distanti le posizioni di maggioranza e opposizione riguardo il servizio educativo del futuro asilo di Roiano, che la delibera dell'assessore De Blasio concede in parte ai privati. Oggi in commissione è stato fatto il punto della situazione. Vediamo. La maggioranza va sotto coi voti in commissione. La delibera sull'asilo di Roiano e la concessione al privato del servizio educativo dovrà ritornare in aula e sarà probabilmente oggetto di qualche modifica. L'intervento della consigliera di Forza Italia Angela Brandi, ex assessore all'educazione, e il suo voto contrario al testo presentato dall'assessore De Blasio spaccano in questa seduta la maggioranza, per la gioia dell'opposizione. Che le distanze fossero ampie fra le parti sui criteri alla base della delibera era chiaro da tempo e lo è stato anche oggi durante la seduta. La nostra valutazione è che il comune, l'amministrazione comunale può sostenere questo asilo, può sostenere questo ampliamento di posti, ma a determinate condizioni. Non si può scegliere di dare ai privati un asilo nido meramente basandosi su un calcolo di convenienza economica. L'esponente della Giunta ha difeso la scelta di lasciare al privato la gestione dei servizi educativi all'interno di un istituto che è e rimane di proprietà comunale. L'obiettivo della Giunta è aumentare i posti nido in città, un percorso non facile, ha dichiarato De Blasio, ma perseguibile solo a determinate condizioni. Fra gli interventi dei consiglieri d'opposizione la principale critica risiedeva negli aspetti economici inseriti nel documento, ma anche per quelli legati ai contratti dei lavoratori, i quali non saranno alle dirette dipendenze del municipio. Un'amministrazione pubblica non può arrendersi davanti alla propria responsabilità in campo educativo dicendo che non ci sono le risorse. Prima va a cercarle ovunque si possano trovare. Secondo, vi dico, provate a bussare alle porte di Piazza Organ e forse di quel miliardo qualche soldino per aprire il nostro asilo di Roiano si potrebbe trovare. Noi siamo chiamati per il nostro mandato a fare ciò che serve, non ciò che piace, guardare agli strumenti e alle azioni con la responsabilità, con la consapevolezza di una responsabilità che ci impone, che ci è imposta nei confronti della collettività, di tutta la nostra comunità cittadina e nazionale. Piccolo aggiornamento in quel che è successo nella sede di questa ditta a Ronchi dei Legionari. Pare abbia preso fuoco un camion che trasportava materiale plastico e pare non ci sia nessun ferito. Ater Trieste ha pubblicato il piano di vendita per alcuni alloggi, 15 in tutto, a Trieste, Muggia e Duino Aurisina. Il termine per la presentazione delle proposte di acquisto è il 9 agosto 2024 alle ore 12 attraverso il modulo appositamente predisposto. Tutte le informazioni sono presenti al link www.trieste.aterfvg.it. Per ogni immobile sono indicate la piantina, le informazioni, le foto, e gli alloggi si trovano per Trieste nelle vie Ginnastica, Locchi, Gregorutti, Mauvaz, Fondasavio, Umago, Von Bruck, Fiordalisi e Strada Vecchia dell'Istria. Per Muggia in via Rio Storto, per Duino Aurisina al villaggio del Pescatore in località Sistiana. Sempre online sono presenti i dettagli di questa procedura. È possibile visitare gli alloggi nelle date e negli orari indicati o richiedere una visita individuale compilando un modulo sempre sul sito di Ater. È stato presentato oggi nella sede, nel Palazzo della Regione, il convegno sull'intelligenza artificiale applicata alla sanità, che andrà però in scena a Villa Manin. Sì, penso che discutere di intelligenza artificiale in sanità vuol dire discutere del futuro del diritto alla salute dei cittadini. Ormai queste tecnologie che si stanno sviluppando sempre di più permettono di migliorare il servizio di salute, migliorare e anche affrontare magari quelle carenze che oggi esistono nel sistema sanitario, penso alla carenza di medici e infermieri, riescono a coniugare e mettere insieme
tutto il know-how globale per cercare di dare le migliori risposte al cittadino, anche in termini, penso, di diagnosi o di risposta ovviamente che la persona si attende. Presentato a Trieste il Laboratorio Sanità 2030 sull'intelligenza artificiale che si terrà il 27 e 28 giugno a Villa Manin. Un appuntamento che, come ha reso noto l'assessore alla salute Riccardi, ha l'adesione di 110 aziende, 700 professionisti della salute e oltre 1100 partecipanti. Tra i grandi soggetti sono presenti, ha ricordato il governatore Fedriga, AstraZeneca e Google. Ci sarà anche Google, con il quale ovviamente stiamo instaurando una collaborazione molto costruttiva, una multinazionale, penso tra le più avanzate, se non la più avanzata in termini di intelligenza artificiale, e su questo ovviamente siamo orgogliosi che anche i multinazionali, dalle più importanti sono la più importante, scelgano il Friuli Venezia Giulia anche per presentarsi, per presentare il loro know-how. Poi c'era AstraZeneca per esempio sul farmaceutico, ma ci saranno moltissime realtà che saranno presenti a Villa Manin. Ora la pubblicità, ci rivediamo fra poco. E ora parliamo invece di teatro, dalla lirica alla nuova stagione sinfonica al balletto. È stato presentato questo pomeriggio il cartellone della nuova stagione del Teatro Verdi di Trieste. Sentiamo il servizio. Sono 8 gli spettacoli che compongono la stagione lirica e di balletto del Teatro Verdi presentata questo pomeriggio. La formula è quella vincente sotto più punti di vista che ha caratterizzato lo scorso cartellone della Fondazione. La cifra nuova di questa stagione sarà l'impegno imponente della Fondazione per avere 5 nuovi allestimenti. Questo in forza anche di una ritrovata solidità di bilancio, quindi avremo nuovi allestimenti con importanti registi, e di cui 2 in coproduzione col Teatro Comunale di Bologna, che ci pone anche di nuovo all'interno di una rete, diciamo, di importanti teatri italiani. Le collaborazioni sono importantissime. E sarà proprio una nuova produzione della Traviata ad inaugurare la stagione il prossimo 8 novembre. A seguire il balletto Don Chisciotte di Mingus e un altro nuovo allestimento della Fondazione, Il Ratto del Serraglio di Mozart, diretto da Ivan Stefanutti. Sul podio ancora Beatrice Venezzi, sulla scia del successo del Flauto Magico della stagione scorsa. Torna a Trieste dopo 50 anni il trittico pucciniano, Il Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi. Anche in questo caso, come nell'altrettanto atteso Olandese Volante, che segna il ritorno al Verdi di un'opera di Wagner, si tratta di un nuovo allestimento. Le scelte sono derivate anche dalla disponibilità di importanti artisti del mondo della lirica che avremo. Ne cito solo alcuni, sperando di non far torto ad altri. Avremo con noi ad esempio Jessica Pratt nel ruolo di Lucia, che è un ruolo che l'ha resa famosa. Avremo questo fenomeno che è il baritono mongolo Amartya Henk Bhatt, che nel ruolo di Rigoletto è diventata una star internazionale. Ritroveremo Roman Burdenko, che sarà il protagonista del trittico pucciniano. Completano il cartellone altri 2 pezzi forti, Lucia di Lammermoor di Donizetti e Rigoletto, laddove per il pubblico triestino sarà interessante la proposta che chiuderà la prossima stagione. Chiuderemo la stagione con una novità assoluta per Trieste, Candide di Leonard Bernstein, una nuova produzione in collaborazione col Comunale di Bologna nel mese di giugno, che come scelta è anche, come dire, un viatico per la stagione estiva, che speriamo ci veda protagonisti di nuovo come quest'anno al Castello di San Giusto. Contestualmente il Verdi ha presentato anche la stagione sinfonica, 6 appuntamenti da settembre a dicembre, nonché i 2 appuntamenti in collaborazione con la Società dei Concerti nell'ambito dell'edizione 2024 del Festival di Trieste, in programma il 15 e il 18 settembre. In tutto il mondo il 21 giugno è la giornata mondiale dello yoga. Anche a Trieste, in Villa Revoltella, grazie all'Unione Sportiva ACLI, si sono succedute lezioni per far scoprire e riscoprire una disciplina che ha anche uno stile di vita. Se lo yoga potesse prevedere il meteo, forse per la giornata mondiale che celebra in tutto il mondo questa disciplina, che è anche uno stile di vita, si sarebbe scelto un altro giorno. Tant'è. Oggi a Trieste, come altrove, è stato un susseguirsi di iniziative a beneficio di tutti, quelli che già praticano lo yoga, quelli che ne hanno sentito parlare, i curiosi, quelli che magari da domani in poi diventeranno adepti inflessibili. Nel parco di Villa Revoltella, messo a disposizione dell'Unione Sportiva ACLI dal Comune e lungo Bosco Farneto, le lezioni, le chiameremo così per comodità, si sono susseguite già di prima mattina senza soluzione di continuità. In gruppi piccoli o grandi, agli ordini degli istruttori, in molti hanno provato, riprovato, scoperto i benefici che lo yoga procura e persino impone.
Giovani, giovanissimi anziani, armati di tappetino e dell'abbigliamento ritenuto più consono, a turno si sono messi in gioco ed hanno iniziato a sperimentare. Forse timidi all'inizio, via via sempre più presi. Perché alla fine anche questo è yoga, dimenticarsi di chi e di ciò che ci sta attorno e concentrarsi su se stessi, paradossalmente, proprio per capire meglio chi e ciò che ci sta attorno. Sabato 22 giugno all'impianto Draghicchio di Trieste si svolgerà il 17° Triveneto Meeting internazionale di atletica leggera su pista. La manifestazione inserita nel calendario dello European Athletics e in quello internazionale della FIDAL è organizzata col patrocinio del Comune di Trieste e il contributo della Regione. Nel computo delle gare è stata eliminata la 100 metri maschile a causa della difficoltà di trovare atleti disponibili, anche per la concomitanza degli europei e la vicinanza delle Olimpiadi che hanno coinvolto e coinvolgeranno molti atleti. Saranno però presenti i nomi di grande rilievo in campo maschile e femminile per le altre gare, quali i 100 metri femminili, gli 800 metri in entrambe le categorie e il salto in lungo. Trieste è un'isola è il titolo del libro del collega Francesco De Filippo, responsabile ANSA per il Friuli Venezia Giulia. È un giallo, genere che serve all'autore per raccontare la nostra città in maniera differente. Un ex agente dei servizi segreti, Vincenzo Tagliente, fugge da Napoli e approda a Trieste, dove pensa di vivere senza preoccupazioni particolari, fino a quando l'incontro con una signora slovena trasferitasi negli Stati Uniti non lo porta ad indagare nuovamente e a scoprire un passato torbido ed inquietante. Trieste è un'isola, le prime involontarie indagini di Vincenzo Tagliente, edito da Castelvecchi, è un giallo scritto da Francesco De Filippo, responsabile ANSA per il Friuli Venezia Giulia. Il noir mi consente stilisticamente di poter raccontare una serie di cose che consentono di scoprire la città e che forse con altri stilemi, con altri toni di cui non avrei potuto usufruire. Il volume è stato presentato oggi al Circolo della Stampa nel corso di un incontro moderato da Pierluigi Sabatti. Trieste è un'isola, è un tributo che pago molto volentieri all'italiana, non alla triestina, che pago molto volentieri alla città che mi ospita ormai da quasi 13 anni. Ho impiegato un po' di tempo per capirla, ma poi infine spero di essere riuscito e quindi mi sembrava giusto dedicare questo libro alla sua storia, che è una storia completamente particolare, diversa dal resto delle storie delle città italiane, a questa città che è bonariamente strabica, da un lato legatissima alle proprie tradizioni, al proprio passato, e dall'altro invece proiettata nel futuro, nella ricerca, nell'avanguardia. Si sono svolte lunedì 17 e martedì 18 giugno i campionati italiani solo dance internazionale categoria allieve, dove hanno partecipato 37 atlete con i migliori punteggi nel ranking di quest'anno. A vincere è stata Martina Grossidella, delegazione della Toscana, medaglia d'argento per Federica Ciampi in rappresentanza della Campania, bronzo per Diletta Gallina del Veneto. Buoni piazzamenti delle pattinatrici del Friuli Venezia Giulia, con Carolina De Visintini arrivata nona, terza dopo gli obbligatori, 13ª Amelie Torre, entrambe dello Skating Club Gioni di Trieste, 28º Amelia Spessotto della Fincantieri. In questi giorni infine si stanno svolgendo le gare della competizione italiana allievi di libero, sempre a Montebelluna, dove il Friuli Venezia Giulia è rappresentato da Isabelle Umar, atleta di punta della SD Polet. È tutto per l'edizione di questo telegiornale di Tele4, grazie per averci seguito, continuate a farlo perché è venerdì e torna nei nostri studi il nostro amico Andrea Blau. A fra poco. Buonasera e bentrovati di nuovo al post TG inesorabile, torna Andrea Blau da noi, buonasera. Ormai sono diventato una minaccia, buonasera, buonasera a tutti a casa. Sì, sono ancora qua. Sì. Io ci ho provato a scapparmi, avete visto passare qua fuori. Senti, non è che verresti su un attimo? Io gentilmente, esatto. cordialmente sono salito. Sì, no, ma poi noi ci teniamo a te, o almeno questo è quello che dirò in diretta, ovviamente. Sì, poi quello che penso lo sai benissimo. Quando insomma. inizia, però aspettiamo di partire. Ci dirà Gianluca in regia quando parte.
la diretta. Siamo in diretta, attenzione. Siamo in diretta di nuovo con... No dai, basta. Allora Andrea, influencer, perché l'altra volta ci siamo lasciati anche con un discorso un po' fatto a metà, se vogliamo, perché è una categoria della quale si sta parlando molto, se ne continua a parlare molto, in chiave sia positiva, ma anche con le complicazioni che possono sorgere negativamente, no? Per esempio oggi tu ci poni un tema, insomma, legato anche al loro comportamento, per esempio l'ostentazione della ricchezza. Sì, diciamo che in quello che era il ragionamento dell'altra volta, dove si faceva riferimento al fatto che la stagione degli influencer fosse praticamente finita, nel senso che c'è un crollo, o meglio una riduzione, un calo dell'engagement, quindi del ritorno di immagine per le aziende che scelgono di appoggiarsi su un influencer. Diciamo che nell'analisi dell'ultima settimana qualcosina è cambiato, no, nel senso non è cambiato, c'è un ragionamento da fare, ecco, forse è questo. Cercherò di dire le cose senza bruciare il ragionamento finale, quindi un messaggio anche a Gianluca Paladin, magari non bruciamo il ragionamento finale. Va bene, lo brucerà. Sarò fedele. Lo brucerà, però comunque la questione è questa. Gli influencer sono diventati quello che sono perché hanno fatto vedere il loro partire da zero per poi arrivare ad essere dei soggetti benestanti o comunque, nei casi meno eclatanti, essere delle persone che riescono a vivere di quello che è il loro prodotto video, il loro messaggio, appoggiandosi a dei partner economici, partner commerciali, e quindi vivere di quel lavoro. È un nuovo lavoro, insomma, è inutile definire il fatto che non abbiano voglia di lavorare, quello è un modo diverso di fare comunicazione, di fare marketing e di avere reddito. È successo che alcune persone abbiano incominciato ad essere infastidite da questa ostentazione della ricchezza. Quindi uno dei punti di valutazione è questo. Il soggetto più utile all'influencer, ovvero il frequentatore dei social, incomincia a dire sono infastidito alla tua ostentare la ricchezza. Ho capito che eri povero, adesso sei ricco, però basta, dammi dei contenuti, non continuare a farmi vedere che sei ricco, a farmi vedere posti bellissimi, vestiti bellissimi, in location bellissime, non mi interessi più. Questo ha portato a dei marchi... Posso fare un intervento? Prego. Velocissimo, anche perché poi magari certi ragazzi di oggi che possono avere 12, 15, 13 anni, 25 anni, che ne so, cioè poi magari quando una persona pone moltissime speranze in un'altra persona che ammira e magari vorrebbe anche imitarne lo stile di vita, poi magari una persona si rende conto che non può arrivare a fare quelle cose perché non è riuscito a raggiungere quei risultati, poi si crea anche, insomma, una sorta di difficoltà, se vogliamo, per i fan, se così posso dirlo, che dicono io magari però vorrei essere come lui, e ambire a che cosa? Alla ricchezza anziché ai risultati, magari anche per se stesso. Un piccolo ragionamento che ti lancio. No, ma guarda, su questo c'è un esempio molto calzante, credo del mese di maggio di quest'anno. Ah, ok. Adesso non ricordo il nome di battesimo, ma è la Giorgi, la tennista italiana, molto famosa. Camilla Giorgi. Gianluca, si chiamerà Gianluca per qualcosa. Camilla Giorgi, assolutamente. No, l'abbiamo chiamato Gianluca perché abbiamo visto che se la cavava e gli abbiamo dato il mio nome. Beh, giustamente, insomma. Questa era mania di protagonismo di Questa era pessima, scusatemi. La Camilla Giorgi ha avuto un problema con il fisco, sembrerebbe. I giornali hanno titolato così. Il problema è che ci sono state delle conseguenze sui social. Lei era molto presente sui social, lei ha fatto della sua vita privata un'altra fonte di reddito in sostanza, però una grandissima tennista, una bellissima ragazza, molto presente sui social. Quel problema fiscale e quello che ne è derivato poi da commenti che sono arrivati su questo suo possibile atteggiamento non propriamente corretto, hanno fatto sì che lei sparisse. Ha lasciato il tennis e soprattutto ha lasciato i social, il suo social. Questo ha deluso le persone che la seguivano non tanto la carriera tennistica, ma la vita della campionessa di tennis. Qui quello che dicevi tu probabilmente, il fatto di seguire, cercare di capire come fa una persona normale a diventare una campionessa di tennis e a vivere in quel modo i social con quella presenza. È stato vissuto male dai follower di Camilla Giorgi, perché
si sono sentiti appunto abbandonare, e quindi è un rischio anche prestare la propria immagine e poi sottrarla con tutti i diritti del caso, per carità, però è una lama a doppio taglio, cioè mi dici tutto quello che vuoi, io ti seguo e poi decidi così di lasciarmi. È una sorta di tradimento social, un tradimento digitale, dai. Sì, è vero. Però è così, non solo, ma poi ci sono partner commerciali che restano un po' spiazzati perché appunto i numeri portano a conseguenze economiche. Quello che è un aspetto appunto importante della stagione degli influencer, quindi di questo cambiamento che sicuramente c'è, è appunto che i primi hanno capito il business e hanno galoppato il momento, cavalcato l'onda come si dice, del momento appunto facendo crescere quello che era il loro personaggio, guadagnando dei soldi e facendo vedere che dal nulla si può arrivare ad essere qualcuno. Lo hanno fatto anche giocando un po' appunto su degli aspetti che al momento, qualche anno fa, potevano andare bene, adesso come dicevo prima non hanno più appeal, non interessano più alle persone che seguono, che sono presenti su internet. Cosa succede? Che si tenta di cambiare. Si tenta, per esempio in alcuni casi, in questo caso di questa influencer che non nominerò per una questione di brand che è legato a se stessa, ovvero ha capito, ha deciso di fare un brand nel settore del trucco, mettiamola così, e di essere anche testimone, o meglio di prestare come influencer la sua immagine e quindi di far maturare anche una marca di prodotti che è staccata dal suo nome, dalla sua pagina Facebook, di Instagram come influencer. Faccio difficoltà a non dire il nome, per cui mi impappino un po', ma è meglio ragionare sul contenuto di quello che sto per dire, non tanto focalizzarsi sul nome e sul cognome o su cosa sta facendo. Cosa è successo? Questa influencer ha deciso di sponsorizzare il prodotto creando un evento in un luogo di cultura. Quindi invitando più persone Invitando possibili. tante persone di un certo livello. La crème del luogo, diciamo. Assolutamente, parliamo tanto di Milano, anche perché la location l'andremo a dire. E la location è, adesso prendo le note perché poi dovrò leggere un po' di cose, stiamo parlando della biblioteca dell'Accademia di Brera, la Braidese di Milano. Adesso facciamo vedere anche una foto di quelle che mi hai mandato. Queste foto guardatele da casa perché serve per capire cosa è successo in un luogo dove, ecco, questa che vedrete, ecco, vado piano per darvi tempo di vedere, questi sono delle persone che sono state pagate, non sono dei rider di mestiere, sono state pagate per consegnare la pizza brandizzata in quel posto, quindi la pizza era su dei cartoni della marca di questo prodotto. Se c'è, ecco, anche quella, la foto... Cioè, aspetta, mi fai un evento così, mi fai mangiare la pizza. Sì, esatto, ma non solo, ma guardate, se riusciamo a far vedere la foto... Buona la pizza, mi piace, per carità, ci mancherebbe altro. Ecco, questa è impressionante. Cioè, qui stai mangiando la pizza, qua. Qua stanno banchettando in mezzo a una biblioteca dove ci sono dei tomi di un'importanza impressionante. Sono dei libri che hanno una storia, che hanno un valore enorme e... in quel corridoio lì, in questa sala, in questa biblioteca dove queste persone stanno mangiando, studenti o persone che chiedono l'autorizzazione ad entrare là per leggere i libri, consultare i libri, non possono chiedere da bere, non possono parlare, non possono portarsi bottigliette d'acqua, tutto per la tutela del patrimonio che c'è là dentro. Quindi è una zona molto, ma molto limitata, non solo per l'accesso, perché per accedere devi identificarti, ma quando entri praticamente puoi solo leggere. Ho capito. Quindi questo evento è organizzato in un posto come questo, con pizze, vespe e musica, non è stato gradito da parecchie persone, tra le quali i follower di questa persona, influencer. E quindi che si sono lamentati via social, immagino. Assolutamente. Io quanti minuti abbiamo, Gianluca, così mi regolo anche... 7. Ok, mi regolo con la lettura. Sì. Per esempio, un commento
interessante scritto dagli studenti che frequentano l'accademia. Dicono: noi non abbiamo spazio per svolgere le nostre lezioni, non abbiamo aule dove poter mangiare, né una mensa, non ci sono abbastanza soldi per il diritto allo studio. I nostri spazi sono costantemente occupati dai turisti che entrano nelle nostre aule durante le lezioni pensando di essere un circo. Taglio un poco, ma per dire, no? Com'è possibile che dove gli studenti non possono neanche studiare ci sia un evento di questo tipo? Perché? Poi una caduta di stile, no? Viene identificato come una caduta di stile, e vado veramente piano per far capire dopo il ragionamento finale. Poi un altro dice: ma quella è la biblioteca braidense al cui interno non si può neanche bere l'acqua o toccare libri e scaffali rigorosamente con guanti bianchi? Cioè un luogo veramente di culto, un luogo dove ci si deve atteggiare in un certo modo. Certo. Caduta di stile, gli amanti per l'arte non saranno sicuramente d'accordo, la sacralità di questi luoghi. Sinceramente una caffonata pazzesca, scrive un altro. Musica, scooter all'interno di un luogo che andrebbe preservato. Aspetta, interessante, che andrebbe preservato e lo è per i comuni mortali. Esatto. Quindi anche la differenza tra chi conta perché è VIP e ha i soldi e chi invece quel giorno può contare un po' meno, no? Esatto. La vittoria della società dell'apparire. Qua facciamo un po' di escalation sulla polemica, ma non voglio polemizzare, io voglio chiudere con un ragionamento. Quindi lasciatemi salire con quello che è la polemica social che c'è stata su questa pagina, però dopo ragioniamo. Un'azienda privata affitta un bene pubblico, vi organizza un evento a porte chiuse con tanto di cena all'interno di una sala della Biblioteca Nazionale Braidense. Se a voi sembra corretto questo, un bene culturale pubblico mercificato, svilito a location per eventi privati. Questo veramente poche righe molto forti di denuncia rispetto a questo evento. Sui giornali è uscita la notizia, sono stati in molti a commentare l'evento, ma io ho voluto fermarmi e ragionare su tutte e due le campane, ovvero la location è sicuramente una location pubblica, una location che deve essere tutelata anche nel principio dell'utilizzo di quel luogo. L'influencer ha fatto una dichiarazione. La location è stata scelta in alternativa ad un hotel. Cioè lei dice: io avrei potuto tranquillamente organizzare quello che ho organizzato, perché era il culmine dell'evento, poi a noi non ci interessa cosa ha fatto durante tutto il resto del giorno per questo brand, ma quello che è successo la sera appunto in questa location dà da pensare. Lei dice: io avrei potuto andare in infrastrutture private, in un albergo di lusso, avrei potuto spendere di meno per dare di più a quelli che erano i miei ospiti e al brand che volevo rappresentare. E fa delle cifre. Alla biblioteca braidese sono andati 80.000 euro per gli spazi, 15.000 euro di straordinari al personale, perché è stato usato il personale della biblioteca, quindi il personale pubblico. Come siano, così c'è la dichiarazione, come siano riusciti a farlo non lo so, però ci sono tecnicamente delle possibilità. Pulizie pagate extra, con commento, questo del giornalista, non della follower: dopo l'evento nemmeno una briciola nel cortile della biblioteca. Quindi entro in un posto sacro, voglio fare quello che mi serve, cioè far pubblicità, ma lo lascio come l'ho trovato. Ci mancherebbe. Esatto, per carità. Avrei potuto spendere di meno andando in un albergo di lusso, dice, no, ancora. Però fa una risposta critica sulla quale però bisogna rispondere, pensare, ragionare, perché il problema esiste. E qua forse riusciamo a chiudere giusto. 3 minuti? Più o meno sì, dai, 2. 2, velocissimo. Questi soldi, lei dice, serviranno per pagare i dipendenti, per magari dare strutture che non ci sono oggi agli studenti che sono dentro, che si lamentano, manutenzione e restauri, biglietti d'ingresso potrebbero essere ridotti con eventi di questo tipo. E poi fa una battuta su San Giuliano, il ministro, e dice: se lui vuole fare una bella cosa, e io lo apprezzerei moltissimo, potrebbe vietare eventi di questo tipo all'interno di strutture pubbliche, strutture
d'arte, strutture che vanno tutelate. Questo vorrebbe dire che hanno trovato 8.000 dipendenti che servono per portare avanti queste strutture, le cifre sono veramente importanti, sono state fatte dalla follower, dalla influencer. Avrebbero sicuramente trovato i soldi per pagarli e avrebbero praticamente dichiarato che non c'è nessun problema nel gestire strutture pubbliche. Invece purtroppo oggi sappiamo, e la polemica e la protesta degli studenti diceva proprio questo: nelle strutture pubbliche di questo tipo è difficile tenerle aperte e metterle a valore. Quindi in sostanza questa influencer dice: io sono andata là, ho speso soldi facendomi dare i permessi, non ho abusato, quindi la pubblica amministrazione mi ha dato l'autorizzazione, io ho valorizzato un posto che dovrebbe essere di tutti, ma che purtroppo per vari motivi ma infatti sarebbe bellissimo che poi come conseguenza ci fosse una finestra felice di questo evento che possa contribuire davvero a migliorare anche quel posto. Esatto, è qua il ragionamento. Per i diritti degli studenti, no? Eccetera. E questo è il ragionamento. Là dove non riesce la pubblica amministrazione, il privato gestito, controllato, come per esempio lo è un influencer, può essere una risorsa? Ecco. Abbiamo due ragionamenti sul quale fare, no? L'influencer, soggetto idoneo o meno, e quello che ha fatto è sicuramente una cosa che potrebbe dare un esito positivo, dare un'apertura laddove è difficile intervenire. Ce l'ho fatta in tempo? Sì, ritarderò io, povera Giorgia, la faccio adesso arrabbiare. comincia a lampeggiare tutto. Sì. No, vabbè, volevo dire che detto questo, la prossima volta che dobbiamo metterci d'accordo per fare una puntata, andiamo a mangiarci una pizza alla biblioteca dell'università, ce la facciamo portare da Gianluca in Vespa o in scooter, penso che ce l'abbia. No, voglio la Vespa, deve venire con la Vespa. Deve venire con la Vespa. Sarà fatto. Grande Gianluca Valente dalla regia, grazie a Giorgia dei Palinsesti che non si arrabbierà troppo con me, spero. Grazie ad Andrea Blau. Grazie a voi a casa. Ciao Gianluca. Buona serata a tutti, grazie per averci seguito. Ciao.